Domanda precisa: a qualsiasi indicazione di voto che arriverà dal centrodestra e la Lega, lei si atterrà scrupolosamente, diciamo, no? Ma certo, io lo faccio già da 10 anni e continuerò a farlo anche se lo faccio da un gruppo, dal gruppo misto. Giura fedeltà assoluta anche e soprattutto quando sarà il momento di votare, perché uno dei punti chiave è proprio questo. Con uno Zaia presidente del Consiglio autoinvestitosi del ruolo di super partes, annunciando fin da subito che pur avendone facoltà non voterà i provvedimenti, un altro appoggio mancante per la Lega con una maggioranza non più monocolore sarebbe un problema per il Carroccio. Fedeltà assoluta da Sonia Brescacin, dunque, che si dice né delusa né arrabbiata per l'assessorato mancato. La domanda però, schivata a più riprese, resta: perché, se tutto filava senza problemi, lasciare il gruppo del Carroccio per il misto? Radio Lega racconta che nel partito siano furenti per la scelta e le tempistiche, mentre l'esito del sondaggio lanciato nei nostri telegiornali è lapidario, con il 76% che riterrebbe giusta la sua espulsione. In ballo c'è il già citato articolo 32 dello Statuto del partito, che recita: l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, europarlamentare, consigliere, presidente di provincia e sindaci determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali, a meno che non vi sia una preautorizzazione. Ma Brescacin puntualizza. Ad una lettura attenta dello Statuto è chiaro che non è questo il caso di specie. Io non ho aderito a nessun gruppo che ha principi politici diversi da quelli della Lega. I miei principi politici sono e restano quelli della Lega. Io sono socio militante da oltre 20 anni, anche più. Cioè dice non sono passata a Fratelli d'Italia, no? Ipotizzo. Cioè dice in un gruppo misto che... Il gruppo misto è un contenitore neutro che ho scelto per valorizzare al meglio un contributo personale. Non è la stessa lettura di molti leghisti arrabbiati in queste ore, ma tant'è. Al momento da Stefani, impegnato nel mantenere serenità ed equilibri anche interni, non ci sono indicazioni e in ogni caso deve essere da Bellerio il Consiglio federale a decidere. Brescacin non sembra comunque intenzionata a tornare indietro, nemmeno nel prossimo futuro. Fin dalle prossime ore, dunque, guiderà il gruppo misto, uno degli ormai certi 7 capigruppo targati in marca trevigiana, alla vigilia delle nomine ufficiali. Oltre a Brescacin, Riccardo Barbisan per la Lega, Claudio Borgia per Fratelli d'Italia, Giovanni Manildo per il PD, Nicolò Rocco per Uniti per Manildo, Rossella Cendron per Civica Venete per Manildo e Riccardo Sciumschi per Resistere Veneto. Una marca cannibale, a discapito ad esempio del Carroccio veneziano, con un Andrea Tomaello fuori dai giochi per il ruolo, oltre alla maldigerita assenza di Francesco Calzavara nella nuova giunta. E a loro si rivolge, deciso ma in punta di fioretto, il vicepresidente della regione e assessore al turismo